No, annusa bene. Annusa? Senti, Sì. sa da castello. È odore di castello. Non si può tirare con la fionda qua, scherzi, sei matto? Quando andiamo a casa là nel camper tiriamo le bottiglie. Io qui in Italia 20 anni, chi spacco bottiglia, ammazzo famiglia e nessuno mi piglia. Wild. Anche nella foresta wild, guarda, che belli i balconi tipici, le finestre tipiche, il porta, una volta lì mettevano le fiaccole a petrolio, adesso invece no, adesso beh, comunque semi antico perché è un neon, non mi sembra a LED. No, non mi sembra. Ce la faccio più, quante scale? Ma non c'è neanche il CP. Probabilmente deve essere andato a ruba il CP, che non c'è più. È il vampiro là. Ancora, non si può tirare a nessuno. Ma invece adesso vediamo. Mamma ha detto che vuole andare a vedere se c'è posto. Sui tavoli a picnic, parcheggiamo là con tutto il panorama bellissimo. Stupendo. Intanto ti Sotto la torre medievale. Grazie ai ristoranti. Cosa? Ah, panchinette. Mangiavo lì? Vabbè, è più bello di là. Vabbè. Ma sole o... Vabbè, il sole, mica siamo a agosto. Vuoi mangiare all'ombra? Vabbè, andiamo dai. Che peccato, niente pranzo panoramico sotto la torre del castello. Che panorama ho? Giù la fionda? Ho i fioretti che mangia là perché ho messo il ristorante davanti al mio ristorante, davanti al mio panorama. Il loro panorama davanti al mio panorama. Vabbè, mi sposto di qua. Ma è poco panorama. Devo andare di là. Vedi, questo è un Ilex agrifolium, che è una tipica pianta di Natale, ossia l'agrifoglio, no? Con bacche, perché c'è anche senza bacche. Questo ha le bacche gialle, poi diventeranno probabilmente rosse. Oppure c'è la versione con le bacche gialle e la versione con le bacche rosse, non mi ricordo mica. Ora invece ti porto a giocare a far foto sopra le torri medievali. Mi ricordo che una volta avevo fatto di quelle robe pazzesche con la vecchia macchinetta, la Nikon S9007, tutto in automatico ovviamente, perché c'è questa profondità di campo infinita, no? Cioè, queste vallate infinite, con le vista della muraglia e della torre, quindi è una cosa veramente fantastica. Quindi posso torturare qualcuno? No, c'è il museo della tortura, no? Perché devi sempre uccidere e torturare tutti? It's wonderful. Che robe che abbiamo in Italia. E poi a sbavare sulle cagate che hanno all'estero. Wow, forse la mia foto epica l'avevo fatta da questa panchina qua. Sì, dai, provo a rifarla Italia, provo a rifarla. Ok, io direi che ci mettiamo... No, le cagate di Lucchetti anche qua, ma mettetevi su per il culetto in verticale. Ok, via, adesso provo. Che bello che ho la segretaria personale. Perché ha chiamato la Slakin e Fabrizio, che sarebbe la Jacqueline e Fabrizio dei Van Dox, gliel'ho passata. Ok, qua c'erano i tavolini, però non è panoramico. Qua è il cammino del Titano. Dimmi, Gioia. Ti stai facendo pipì addosso? Qua come facciamo? Torniamo indietro in un La bar? faccio wild, ho detto Ma c'è no, spugna, qua ma sei dopo, fuori. me la arrestano. Che bello che te la restano. E torniamo giù e dopo ritorniamo su? Perché io ho paura se ci sono i bagni quelli per tutti. Hai tanta chimici. paura? Eh no, sarà la peste bubonica, il puzzo, il tutto, il schifo. Quindi tra un po' ti berrai un caffè o qualcosa. E bevi tu, no? Già mi scappa tanta pipì, bevo, vuol Bevi dire un che amaro. devo stare là di nuovo, andare Ma al prossimo sì, bar, sì. bene, cioè quindi faccio il tour dei bar. Sì, dai, sì, come ho fatto io in Francia, con la Coca-Cola corretta amaretto quando ero piccolo e dopo sono arrivato Cioè spolto. guarda, mi stringe la pancia. Che bello la botte. pancia. Dai che andiamo, invece di stare Ma qui volete fermi. andare su o no a vedere la torre? Diciamo che era tra le nostre intenzioni intanto andiamo vedere le su. torri. Ce la fai? Resisti? Non, mica, cioè, non ho 90 anni. Un Quindi po'. resisti? Dai, spero che andiamo, tenga, dai, via. insomma. Aspetta, osservo qualcuno. Osserva, da qui secondo me sparavano con le fionde una volta, no? O con le balestre, perché è una sorta di fionda, insomma. Siamo lì? O di arco anche. Anche con l'arco, è vero? Chissà se viene anche in camera, vediamo. I quadri che cambiano. No? Solo con l'occhio umano, guarda. È vero, no? Sì, eccolo là il terzo, guarda il terzo. Così e il lupo. Ok, è cambiato, sì, il terzo sì. Gli altri non funzionano. Oddio. Lupo così
Sì, funziona. Sempre più su, tra un po' ci mettiamo sopra la bandiera praticamente, ci appollaiamo là sopra. Mamma mia, la salita è infinita. Cavolo, anche qua però i tavolini a picnic, anche Sì, qua. ma la fame ce l'avevamo un'ora fa. Sì, ok, lo so però. Vuoi mangiare un po' di panino avanzato? No, ma vedi che mi ricordavo che c'era il ristorante panoramico tipico, molto più bello di quelli a Pagaments, vedi? Che abbiamo mangiato guarda, a pagamento, dove abbiamo vengono, mangiato anche, nello splendido dove vengono i giardino. teenager. Le balle, no, cosa sono? Le alabarde, invece si chiamano rastrelliera. Queste rastrellavano il giardino. Vedi, queste erano i vecchi giubbotti antiproiettili, erano delle maglie metalliche che servivano a non far passare le frecce. Hai visto? Pensi quanto pesavano, quanto casa Eh sì, questi poveri soldati. un mini cannone. E qua, boh, io so che si chiamano alabarde, invece rack. Ponte di Pisa, anche io ne voglio una così, mentre questi erano i parapetto, era il pezzo di armatura per il petto. È vero, Alessia fa notare che è più attenta su queste cose, guarda le decorazioni sulle lame. Gli altri pezzi, hai visto? Pezzi mancanti. Pare per i tubi delle grondaie, qui a L, guarda, compagni. Guarda che roba a boutique dell'armatura proprio. Questa è figa, elegante. Questa è la regione del testino, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Eccolo qua, la mazza chiodata, vedi? Primi esemplari di mazze chiodate. Se no c'erano anche più grandi o con la catena attaccata alla palla, in modo che faceva il movimento tipo in un ciacco. Guarda che punterone. Wow, questo dovrebbe chiamarsi spingardino, questo tipo di fucile qua, a una mano. Vediamo se c'è scritto il numero 11, un altro simile. Ok, un altro simile cosa, l'altro 10, pistoletto militare lo hanno chiamato. Ascolta, a cosa che serviva quella cosa lì? Su. Questa. Sì, esatto. Bravo, per proteggere la mano, bravissimo. Figata. Questi dovrebbero essere i grilletti, guarda quanti. Sì, no, non scendiamo in tutti i dettagli, sennò l'Italia dopo si annoia. Che bombartella. Fine di XIV secolo, 1400. È già tutta stralucinita così. Ma è strano, che colore strano. Secondo me gli hanno fatto l'effetto apposta, perché non mi sembra naturale come tipo di ruggine. Quindi una sorta di restauro. Queste invece sono le spade dei Crucchi, si chiamano spade a due mani, guarda che spadoni enormi, che era proprio Crucchi perché ora che tiri su una spada del genere gli fai fare il giro, l'altro ti ha già trapanato 3 volte. Allora, è chiaro che il tutto è anche relativamente interessante, però come ogni volta che ti porto a vedere un museo, le robe sono troppe, verrebbe fuori una puntata di 3 giorni e comunque neanche noi che lo stiamo visitando riusciremo a dedicare una giornata intera alla lettura di tutte le didascalie, chiamiamole, no? Wow, questa voglio, bellissima. Hai visto? Non lo so cos'erano in pietra, i proiettili, vedi? Wow. Questa è comoda, mignon. Ah sì, che non sbrisso. Qua probabilmente buttavano giù la lava, oppure anzi no, piuttosto sparavano con le frecce qua se qualcuno passava giù, ok? E qui se arrivava qualcuno chiudevano subito questa tapparella con questa catena e da quel buco lì serviva per vedere, per farci passare la freccia che veniva poi sparata con l'arco a chi arrivava, vediamo. Eccoli là, vedi? Lì c'era il sentiero, ping ping ping!
Ci sono tutti i fori, guarda, di alcune frecce dove sono finite, là, Dove? là. Ah sì? Hai visto? Può essere, sì. Può Ma essere. come faranno a mirarle così? Dal basso, dal Che roba. sotto, rimane Quella tutto in miseria. basso. E beh, qua come facevano a salire? È ultra profondissimo. Guarda che roba, via, 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 vertigini. Porco cane. Siamo a 100 metri di altezza, sopra gli alberi. Boh. Cioè, a me con le cervicali denti presi come sono, guarda che alti che siamo. E da lì eri sopra lo strapiombo, cioè sotto i piedi vedevi proprio lo strapiombo da lì. Da una parte è bello, dall'altra ti caghi addosso, su la verità. Hai visto sulla punta della torre cosa c'è? Una penna. Hydrangea macrophylla, chiamasi anche ortensia. Questa cambia il colore dal rosetto al blu in base all'acidità del terreno. Ed ora, siccome siamo spendaccioni, abbiamo preso il biglietto anche per la prima torre che include le prigioni di Stato. Wow, che teghe! Non ho ancora capito bene a cosa mi servirà questa fionda, però vedo che mi diverto, quindi probabilmente serve a divertirmi. Non è una cosa da poco, se teniamo conto che tutto ciò che noi facciamo, no, è per alla fine il benessere, il divertimento, no? Perché il divertimento è benessere, quindi tutto gira attorno a quello, no? I più Matusa magari diranno, no, il lavoro per creare la tranquillità, no? La serenità. Ma in realtà la tranquillità e la serenità è comunque una forma di benessere, no? Felicità e benessere, pace e benessere, capisci? E noi siamo costantemente alla ricerca di questa felicità che è, a mio modesto parere, un misto, no? Tra ciò che noi consideriamo felicità nel senso di allegria, no? Hai capito? E pace, inteso come sicurezza, tranquillità emotiva.